Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, una rete tra le latterie cooperative di Marsure, Palse e Maron di Brugnera. Buone pratiche, la tutela della biodiversità. Cresce l'export caseario italiano. Alla cooperativa sociale Arte e Libro, una cucina in dono da Unicredit. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. Noi siamo della Latteria Sociale di Marsure, una realtà storica fondata nel 1922, situata in comune di Aviano. Con quest'anno abbiamo deciso di avviare un progetto di filiera assieme ad altre due latterie cooperative come la nostra, in quanto abbiamo trovato in loro il fatto che rispecchiano i nostri stessi valori, no? Perché riteniamo noi importante valorizzare valori quali l'ambiente, l'effetto sociale e la tradizione dei prodotti. Per quanto riguarda l'ambiente, riteniamo una realtà quale la latteria sociale fondamentale, in quanto queste piccole realtà danno modo di lavorare anche agli allevamenti di minori dimensioni, quindi ad allevamenti che lavorano oltre che per il fatto economico anche per la passione. Allevamenti che hanno un numero di bestie limitato di 5, 10, 15 vacche che, se non fossero per queste latterie sociali, sarebbero messe da parte dalle grandi aziende del settore lattico-caseario e quindi non avrebbero modo di sopravvivere e di continuare nella loro attività. Questo fatto, mantenere in vita queste attività, consente la salvaguardia dell'ambiente, in quanto senza queste aziende agricole ci sarebbe un abbandono delle campagne, dello sfalcio dei prati, una perdita di biodiversità e quindi un lento degrado del paesaggio. Dal punto di vista sociale riteniamo noi della latteria di Marsure un punto fondamentale, essendo la nostra latteria, ma anche quella di Palse o di Maron, situata in piccoli centri, in piccoli paesi, quindi non nelle grandi cittadine, dei punti di riferimento per l'intero paesaggio e per l'intera popolazione. Per la gente di Marsure, ad esempio, è un orgoglio avere una latteria sociale che rispecchia la tradizione come una volta ed è anche un punto di incontro e di socializzazione per i pochi abitanti che ci sono, che hanno la possibilità, venendo qui in latteria, in piazza, di trovarsi, di socializzare fra di loro. Come ultimo valore che noi crediamo fortemente, appunto, il rispetto della tradizione. Noi a Marsure lavoriamo esclusivamente latte crudo e siamo orgogliosi di mantenere la lavorazione così come veniva effettuata molti anni fa, ancora quando è stata fondata la nostra latteria. Con questi tre valori abbiamo trovato altre due latterie sociali, la latteria di Palse e la latteria di Maron di Brugnera, con cui abbiamo appunto deciso di avviare questo progetto di filiera in cui crediamo fortemente. Arrivano segnali incoraggianti dai dati dell'export dei formaggi italiani nel primo trimestre 2021, che mostrano un pareggio del fatturato estero rispetto al 2020 e addirittura un lieve aumento dei volumi venduti, più 1,1%. Questo lo scenario che emerge dalle elaborazioni dell'Alleanza Cooperative Agroalimentari sui dati del commercio con l'estero. Ancora una volta il mercato europeo dimostra di essere l'ago della bilancia delle nostre esportazioni.
Nel solo mese di marzo l'Italia ha aumentato le vendite intracomunitarie del 22%, sfiorando i 200 milioni di euro in un solo mese. Tale performance ha controbilanciato le perdite di gennaio e febbraio, portando il dato accumulato UE del primo trimestre a più 4,9% in volume e più 2,8% in valore rispetto al 2020. Nel complesso l'export italiano di formaggi vale 750 milioni di euro, di cui 500 milioni verso i paesi dell'Unione Europea. In Friuli Venezia Giulia le cooperative della filiera lattiero-casearia, associate a Confcooperative, sono 37 per un fatturato di 95 milioni di euro e 731 allevatori associati. Unicredit ha donato una cucina alla cooperativa sociale friulana Arte e Libro. La donazione attinge ai fondi raccolti dalla banca per iniziative e progetti di solidarietà sul territorio tramite la carta di credito Unicredit Card Classic E, che accantona il 2 per 1000 di ogni spesa effettuata dai clienti senza aggravi per questi ultimi. La donazione ha permesso in piena pandemia di avviare corsi di cucina online allo scopo di far uscire dal dramma dell'isolamento i ragazzi disabili di Arte e Libro, beneficiaria del contributo, che si occupa di inserimento al lavoro e di inclusione sociale, e dell'associazione Fuori Onda, che garantisce servizi educativi socioassistenziali offrendo alle persone svantaggiate occasioni di viaggio e di vacanza. Il progetto delle latterie cooperative pordenonesi di Marsure, Maron e Palse è iniziato nel 2019, cioè gli amministratori di queste tre società hanno incominciato ad incontrarsi per capire cosa potevano fare insieme. E da qui è nato un progetto che ha come finalità innanzitutto quello di rendere più competitive le imprese attraverso l'aumento, l'incremento della vendita diretta dei prodotti. Quindi in questo progetto è previsto il rifacimento dei 3 negozi che sono annessi agli stabilimenti di produzione, proprio per dare un'identità comune e trasmettere i valori in cui le 3 imprese, le 3 cooperative si riconoscono. Oltre a questo sarà sviluppato un piano di comunicazione online ma anche offline, cioè l'obiettivo è anche quello di far conoscere ai consumatori tutta la filiera e quindi di portarli a contatto diretto con le aziende, dall'azienda di produzione del latte appunto alla trasformazione. E poi un altro aspetto importante è quello di fare delle economie di scala e quindi in questo progetto ci saranno degli interventi anche sulle attrezzature finalizzati anche allo scambio di prodotti e proprio in quest'ottica verrà fatta anche un'analisi dei costi proprio per favorire questi scambi fra cooperative. Un altro obiettivo è quello dell'aumento del benessere animale, per cui in questo progetto c'è la partecipazione delle aziende zootecniche che faranno degli interventi finalizzati proprio all'aumento del benessere degli animali allevati. Il progetto si svilupperà nell'arco di circa 2 anni e mezzo, è previsto una spesa generale di circa 714.000 euro e è stato finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso l'articolo 33 della legge 6 del 2019. Le 3 latterie coinvolte lavorano circa 37.400 ettolitri di latte all'anno e hanno un fatturato di circa 3 milioni e 7 di euro. Vi lavorano circa 25 dipendenti e le aziende, i soci conferitori sono una quindicina. Quindi l'invito a tutti è di venirci a trovare nella sede di queste 3 latterie, quindi della latteria di Maron, latteria di Palse e latteria di Marsure. Vi aspettiamo! Salve a tutti, l'annata che sta finendo è stata complessa per tutti quanti ma anche per l'agroalimentare regionale, luci e ombre, difficoltà e qualche opportunità.
Di tutto questo parliamo con Venanzio Francescuti, il presidente di Fedagri Pesca regionale, ed ecco il suo racconto. Presidente Francescuti, in questo anno particolarmente difficile per tutto l'agroalimentare, c'è però il settore della pesca che sta soffrendo particolarmente, soprattutto in queste settimane. Cosa sta succedendo? Purtroppo è vero, il settore della pesca nella nostra regione, ma così come in tutto il nostro paese, è quello che sta soffrendo un po' più di tutti a conseguenza di questo Covid. Si pensi che a livello nazionale c'è quasi una perdita del 50% di quello che è il valore economico del pescato e del venduto negli anni precedenti. La nostra regione si è difesa un po' meglio rispetto al dato nazionale, però è in forte sofferenza a causa della chiusura della ristorazione e quindi di tutto il sistema dell'Horeca. In questo momento non soltanto la pesca, ma anche altre realtà, sia del lattiero-caseario come anche del mondo viticolo, il problema dell'Horeca è quello che ha maggiormente creato difficoltà. Quali sono le difficoltà? Perché naturalmente col discorso assembramenti tutto il settore ristorazione, dettaglio è particolarmente penalizzato, e a cascata cosa sta succedendo? In particolare per i fornitori e per le nostre cooperative. Chiaramente, non essendoci il consumo, e dobbiamo partire già da questa primavera, dalla fine dell'inverno, dall'inizio della primavera, che pur avendo fornito, prodotto gran parte delle nostre aziende, delle nostre cooperative, non hanno incassato, e nonostante ci sia stata una leggera ripresa nel periodo estivo con il nuovo lockdown, con il nuovo blocco delle vendite, si è ripresentato in maniera anche molto più forte questa difficoltà anche di incassare, quindi il problema della liquidità sia di quello che è venduto e ovviamente dell'aver perso gran parte del mercato di questi mesi. Ecco, so che voi sulla liquidità ovviamente siete particolarmente sollecitati dalle cooperative, avete fatto anche delle proposte, in sintesi. Le proposte sono quelle di poter avere disponibilità di fondi che ci permettano di poter superare questa crisi, perché ovviamente dopo è a cascata, si ripercuoterebbe per tutto il sistema, per tutta la nostra filiera che ne andrebbe a soffrire, che parte ovviamente da quello che può essere il semplice rappresentante ma anche il fornitore, diventerebbe un problema serio. Quindi la necessità di avere liquidità in questo momento sia per far fronte ai mancati incassi ma anche per quello che dovrà essere poi un rilancio per i prossimi anni e per le prossime programmazioni delle nostre aziende. La biodiversità è un valore perché vuol dire avere a disposizione individui che possono essere utili in varie situazioni. Oggi il problema principale che tutta l'umanità sta affrontando è quello dei cambiamenti climatici. Dobbiamo cercare di produrre in maniera sostenibile con piante e animali che si adattino alle nuove situazioni climatiche. Quindi anche nel nostro piccolo della Pezzata Rossa italiana stiamo cercando di conservare e mantenere per i posteri, per un futuro, la Pezzata Rossa friulana, che è il ceppo originario della nostra razza, che ha origine ancora nella fine dell'Ottocento, attraverso la produzione di animali, tori in particolare, che producano seme per poi essere utilizzato nel prossimo futuro, e questo ci consentirà di affrontare meglio tutti i cambiamenti che avremo da qui in avanti. Presidente Francescuti, a proposito esattamente di programmazione, di attese e speranze, c'è un grande interesse attorno al Next Generation EU, perché molti fondi arriveranno per la ripartenza dell'Italia e del nostro agroalimentare. Ecco, le cooperative sono preparate, si stanno attivando, hanno progettualità in campo? Sì, questa è una grande occasione che avremo, che avrà tutto il mondo economico di tutto il paese, ma ovviamente anche le nostre cooperative dovranno approfittarne, perché la disponibilità di questi ingenti finanziamenti
saranno utilizzati da chi sarà pronto con progetti concreti di rilancio del proprio settore, delle proprie aziende, della propria economia, e su questo stiamo investendo e stiamo spingendo che i consigli di amministrazione si preparino a questo evento. Abbiamo alcune perplessità e alcuni dubbi perché la finestra sarà veramente molto breve e chi non sarà pronto rischia di rimanerne fuori, ma tra burocrazia e tra il sistema paese che in questo momento non dà segnali di essersi rigenerato o riformato, abbiamo qualche dubbio nella sua efficacia poi attuativa di questi piani. Speriamo bene, quindi per il 2021 cosa possiamo dirci, Presidente? Intanto un in bocca al lupo a tutti e un augurio veramente di impegnarci per uscire da questa situazione così critica. Mi piacerebbe riprendere un concetto, non so bene qual è la frase che ha in questi giorni espresso il Presidente degli industriali del Friuli Venezia Giulia, dove diceva che questa crisi sia redditiva, che crei reddito, che sia produttiva. E questo è l'unico auspicio che ci possiamo fare tra di noi, ma dipenderà dalla capacità che avremo di riprogettare il nostro futuro per gli investimenti che dovremo fare, ma anche nella capacità amministrativa di questo Paese che si deve rinnovare nelle sue forme proprio più semplici, e questa benedetta burocrazia deve diminuire. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. Devo dire che poi tutta questa situazione che ci siamo trovati a vivere ci ha portato anche a delle riflessioni tali per cui ad esempio la didattica a distanza, che viene molto criticata, in realtà ha anche i suoi aspetti positivi, tanto che ad esempio il nostro doposcuola, il nostro laboratorio di studio per le scuole superiori, abbiamo comunque deciso di mantenere una parte in modalità a distanza, perché questo permette poi ai ragazzi in un ambiente più familiare di poter svolgere meglio alcune attività, anche perché si va un po' a ridurre quello che è l'attenzione della riuscita nel compito stando proprio a casa propria, insomma si è un po' più rilassati ed effettivamente si hanno dei risultati migliori. Una particolare attenzione che però noi stiamo mettendo come cooperativa in questo momento in atto è quella rispetto alla dispersione scolastica, perché quello che dicevo all'inizio è che tutta questa situazione che si sta prolungando ormai da un anno abbondante in realtà sta aumentando i livelli di stress in tutti gli studenti. In particolar modo noi lo stiamo vivendo con tutto quello che è la scuola superiore, che fondamentalmente nella didattica a distanza sta andando avanti già da molti più mesi rispetto alle scuole medie e alle scuole elementari, e quindi la fatica sta aumentando, e quindi l'importanza di poter essere in presenza, sempre rispettando ovviamente tutte quelle che sono le norme di sicurezza, diventa sempre più fondamentale, e quindi siamo sempre un po' allertati rispetto un po' al benessere che i nostri studenti ci portano qua quando sono qua in presenza con noi, sempre pronti ad accogliere eventuali malesseri e sostenerli poi nel riuscire poi a gestire una situazione comunque particolarmente complessa come quella della situazione di emergenza sanitaria e della scuola che stiamo vivendo in questo momento. Attiva Lab è una cooperativa sociale che venne fondata nel 2005 e inizialmente nasce come supporto tramite un centro di diurno per la disabilità adulta, e nel 2006 iniziano le attività di supporto ai disturbi specifici di apprendimento con un doposcuola convenzionato con la nostra famiglia, con l'ospedale Gervasutta e con l'equipe multidisciplinare di Udine.
Negli anni le attività si sono svolte, poi ci siamo trovati di fronte a questa situazione di emergenza sanitaria che ha visto inizialmente completamente stravolte tutte le nostre attività nel primo lockdown di un anno fa. Attualmente le nostre attività stanno tutte proseguendo, fortunatamente e forse per necessità le nostre attività non si sono interrotte, per necessità perché il dato di realtà è che noi ci stiamo trovando ad affrontare una situazione di emergenza sanitaria che porta in sé, oltre all'emergenza sanitaria stessa, anche una complessità sempre in aumento legata un po' al malessere che un anno di limitazioni poi stanno portando nei bambini, nei nostri utenti, negli studenti e nelle famiglie stesse. Cosa abbiamo fatto noi come cooperativa per supportare questo? Al di là di piccoli interventi come 2 webinar specifici su come gestire la pandemia e tutto l'aspetto emotivo e la disregolazione emotiva che la pandemia provoca, che abbiamo fatto nel mese di febbraio a supporto dei genitori, poi in realtà il nostro pensiero è stato sempre rivolto alle nostre attività che, rivolgendosi a bisogni educativi speciali, a disturbi specifici di apprendimento, perché i nostri doposcuola vanno dalle scuole elementari fino alle scuole superiori, comprese con laboratorio di studio Superlab, e poi rivolta anche alla disabilità adulta. Comunque il nostro scopo è sempre stato quello di essere un po' un punto di riferimento e di supporto anche in presenza, perché potendocelo permettere, viste le normative, abbiamo comunque cercato di mantenere il più possibile l'attività in presenza. Ad oggi solo un doposcuola nostro è stato trasformato in attività a distanza, in accordo con il servizio, perché è un doposcuola che noi gestiamo in seguito a un appalto che abbiamo vinto con il Comune di Udine, per cui in accordo con gli istituti scolastici e con l'ambito stesso di Udine è stato deciso di, in questo momento di particolare lockdown, di trasformarlo in attività a distanza, per cui viene offerto 2 ore di supporto individualizzato con un educatore ad ogni bambino partecipante al doposcuola. Le altre nostre attività, soprattutto quelle qua in sede, sono tutte funzionanti in presenza, mantenendo poi tutte quelle che sono le disposizioni di sicurezza, per cui la distanza di sicurezza, l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, per cui le mascherine. I nostri educatori portano un FFP2 per garantire la sicurezza sia in entrata che in uscita, e l'utilizzo anche di una visiera nelle situazioni in cui non si riesce poi a mantenere una distanza di sicurezza tale da essere certi che non ci sia un rischio sanitario. I nostri spazi vengono sanificati quotidianamente tramite un vaporizzatore che sanifica gli ambienti, compresa l'aria, oltre poi alla sanificazione delle superfici con cui gli educatori e i bambini entrano in contatto.